Andiamo alla scheda, c'è la carta d'identità del secondo ospite di questo lunedì, l'ho detto, siamo Pedalata Friendly, nome Virgilio, cognome Scanu, data di nascita 27 agosto del 1955, professione consulente, segni particolari, ovvio. Sportivo, buongiorno Virgilio. Grande Valenza, ciao Virginio. Buongiorno a voi. Ben arrivato in questo turbinio di pazzi sostanzialmente, perché questa è l'aria che si respira all'interno dello studio dei due di Via Venturi e Pedalata Friendly perché comunque abbiamo parlato molto in queste prime 2 settimane di chi ama la bicicletta e tu essendo presidente di Città Ciclabile, questa associazione, chi più di te ama la bicicletta per diletto o ti fai anche la sgambata tipo i 70, 80, 100 km per tenerti in forma? No, io non faccio quelle pedalate così lunghe, anche perché come associazione in effetti la nostra è proprio la finalità sociale proprio della promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, cioè quindi noi sì, ci piacciono anche le attività, chi fa attività anche agonistiche eccetera, però la nostra finalità è proprio... Cioè tu sei il tipo da Graziella allora? No, sì, serie. Scusa, è la bicicletta per fare la passeggiatina. Non è la Graziella. Che bicicletta hai? No, io ho una normale mountain bike, anche perché una a Cagliari mountain bike. ma normalissima chiaramente, che però a Cagliari ti permette di raggiungere tutti i vari quartieri, di raggiungere tutta la città. Io ormai mi muovo quotidianamente quasi solo esclusivamente in bicicletta. Ah, davvero? Sì, io ormai in città mi muovo tranquillamente a raggiungere... girare in bici, ma perché tu vai anche a lavorare in bicicletta oppure perché no, io mi sono sempre domandato quelli che scelgono la bicicletta come mezzo di spostamento, poi quando arrivi al traguardo, cioè magari in ufficio sei, soprattutto in certi periodi dell'anno come questo, sei una maschera di sudore, allora come fa uno voi in Sardegna a conciliare? Non c'è la cultura ancora di andare in bicicletta? Ma si sta diffondendo, Italia, si sta diffondendo. No, si sta diffondendo ed è quello che vogliamo assolutamente. Ma fai la doccia in ufficio, che fai quando arrivi poi? No, adesso ultimamente sono anche fortunatamente sono anche in pensione, allora, però ho anche delle attività di consulenza eccetera, però ecco. E ci vai in bici? Sì, vado ovunque in bici, vado oltre nella nostra sede, ma tutti gli appuntamenti. Ormai una volta che uno acquisisce una certa sicurezza, ecco perché uno dei motivi per cui dell'uscita in gruppo nostro è quindi anche proprio di fare in modo che tutte le persone acquisiscano una certa sicurezza, perché poi una volta che uno ha quella, tranquillamente si muove in città e può raggiungere anche i vari punti. Poi con un normale anche cambio, o comunque adesso con la possibilità anche con le nuove bici a pedalata assistita, si può raggiungere tranquillamente il posto di lavoro, ma anche le parti diciamo alte della città tranquillamente senza avere questo eccessivo condizioni particolari. Chiaro che poi d'estate in Sardegna fa abbastanza però caldo. a Cagliari sono poche le piste ciclabili, vero? Questo è uno dei problemi. Diciamo che è questo quello avete incontri con l'amministrazione. Ne hanno fatte alcune dove ci parcheggiano le macchine, tipo in via Sonnino a Cagliari, è bellissima perché più che le biciclette ci parcheggiano le macchine. Ecco, quello che vogliamo assolutamente, che chiediamo all'amministrazione e che in effetti ultimamente anche leggevo anche ieri, ma queste nuove iniziative anche del bike sharing, del car sharing, ecco, si sta già muovendo e quindi l'indirizzo questo è senz'altro condivisibile, riteniamo opportuno questo. Chiaramente se ci fosse la possibilità di con i percorsi ciclabili, con le piste ciclabili, di raggiungere tutta la città, specialmente quello che noi riteniamo l'anello ciclabile cittadino, no? Quello solito che poi ci permette da Piazza Giovanni di fare proprio via Smirrionis, di fare via Santa Vendrace a Cagliari. Local, ovviamente non è un anello. Ogni città in Sardegna magari avrà le proprie di zone per le quali appunto si può andare in bicicletta, e anche a Sassari, a Olbia, a Oristano, a Nuoro avranno i propri amanti della bicicletta. Qui siamo più sul local su Cagliari, ma quanti in termini di numeri vanno o aderiscono a queste proposte di utilizzare la bicicletta più che altri mezzi? No, guarda, vedevo proprio anche ieri, ma ormai sia con la primavera, ma il numero è veramente crescente delle persone che utilizzano la bici. Ma non solo il fine settimana, che questo è un trend che c'è stato sempre, ma quello che sta crescendo è l'utilizzo proprio della bici quotidiana.
A me fa Come piacere mezzo di trasporto, come mezzo di diciamo. trasporto vedere, a me Certo. fa piacere non quelli in tutina, perché quelli sono degli appassionati e va bene, ci sono sempre stati Sono degli amatori. È un altro tipo di amatori e va ciclismo. benissimo. Non A c'è me da fa niente. piacere vedere proprio le persone che vanno a lavoro con la propria borsa, con il proprio computer, che vanno, ecco, quindi questo Ma che hanno la doccia, io ripeto, hanno la doccia al lavoro, perché se uno ci va anche in questi giorni che fa un caldo esagerato, io pedalo da casa mia e faccio anche 5 km, ci arrivo che sono una maschera di sudore. Ma vedi, noi a livello nazionale Cioè, noi- ci vorrebbe il ventilatore mentre pedali. No, vabbè, Basta asciugarsi un chiaramente in po', Sardegna ci sono, specialmente nel periodo estivo, delle temperature abbastanza alte. Però anche è vero che già a livello nazionale noi siamo innanzitutto siamo FIAB, siamo Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Siamo presenti in oltre 140 città italiane, quindi e più facciamo parte anche di una federazione internazionale. Abbiamo costituito proprio un'associazione che tende a favorire proprio questo, cioè tutte le aziende anche che in qualche modo favoriscono le persone che utilizzano la bici. Ci sono tutta una serie di aziende anche a livello nazionale che hanno proprio aziende importanti Senza far nomi, così non facciamo pubblicità che gratuita. hanno proprio creato dei box doccia in modo che persone che arrivano in bici, parliamo Si di possono gente fare che la doccia tranquillamente e poi essere pronti per iniziare la giornata lavorativa. la giornata lavorativa, cioè queste aziende sono anche premiate, noi stiamo invogliando anche queste e moltissime, anche alcune anche a Cagliari ci hanno proposto questo, così anche ugualmente ci sono dei parcheggi che ugualmente stanno favorendo, è un qualcosa che vogliamo ulteriormente che favoriscano, che per esempio quando si parcheggia poi ti danno la bici per l'ultimo spostamento, perché quello che noi vogliamo intendere è proprio che la mobilità deve essere vista in un sistema integrato, Certo, cioè certo. la bicicletta non risolve assolutamente i problemi, non deve essere, nessuno può pensare che la bicicletta è la mobilità assoluta, No, ci mancherebbe. la bicicletta fa parte di un sistema integrato, cioè che quando tu arrivi, certo. arrivi con il treno, con la metro, col bus, hai la possibilità di trovare con lì i bike sharing o i parcheggi bici che ti permettono di raggiungere la tua località finale. Che Bisogna, può essere lavoro, scuola, secondo me, eccetera. vincere la battaglia prima del retaggio culturale, Certo, perché c'è un è da lì, retaggio no, che culturale, si parte. certo, Però adesso certo. ci fermiamo un attimo, abbiamo capito perfettamente qual è l'obiettivo di Città Ciclabili, ma come tra l'altro tante associazioni e che amano la bicicletta. Noi ci separiamo per qualche istante da voi, lo facciamo ringraziando come sempre il New Coffee di Lulu che ci segue ed è sintonizzato dalle 8 alle 10. Fatelo anche voi, amici baristi, seguite l'esempio, togliete RTL e mettete i due di Venturi, la vostra compagnia per quanto riguarda il risveglio mattutino e le prime ore della giornata. Torneremo tra poco con Paolo Corazon e quindi un po' di meteo per la settimana santa. Certo, ci mancherebbe altro. Come vola il tempo, siamo già a 10 minuti dalla fine di questa puntata di lunedì e adesso andiamo a cercare di collegarci, caro Presidente Sì, Mameli, con con il chi mitico. ci può dare almeno uno spunto, positivo o negativo, glielo chiederemo per quanto riguarda il meteo, ma sarà ancora più interessante poi venerdì capire se quello del weekend pasquale come Possa meteo rifulgere sarà ancora un più bel sole. interessante. Sì, beh certo, perché poi la famosa certo. scampagnata fuori porta, Come facciamo? quella di Ma Pasquetta, sta scherzando, quella più- lei che da anni, Sì, lei che da io anni vado in appunto giro. si Sì, occupa di scampagnate Ma di stai Pasquetta. scherzando? E Sono allora sempre lì, chi andiamo da trebimeteo.com, Ecco, c'è la sigla, vediamo. il collegamento con Paolo Corazon. Quando il sole tornerà, Nuvole in questo fine settimana, Buongiorno. ma chissà tornerà il sole. Buongiorno, caro a Paolo Paolo Corazon. Che piacere essere in vostra compagnia! È Anche il nostro noi, di anche piacere. Ma io guardate, questa mattina ho visto Sì? in TV, su un'altra TV, Sì. sulla Rai, lo ammetto, un collegamento Skype ed era tutto un po' frizzato, insomma, Sì, ma sì. voi mi vedete bene? Benissimo, Voglia di fare bene, bellezza benissimo. o- Bene, bello. Nella tua proprio miglior figura. Sì, sì, giovanissimo. Bene. Quale Ma potrebbe solo essere faccio la tua da miglior girato. figura? Adesso lo faccio così, forse è meglio. No, ecco, no, gira. è meglio il fronte. no, meglio Preferiamo no, il fronte che il retro, guarda. Allora, vediamo la cartina dietro di te, tra l'altro Paolo. Com'è andato il fine settimana?
No, bene, tutto bene. Qua al nord bel tempo, credo che anche da voi tutto sommato. Sì, no? Un po' di nuvole, un po' di acqua così passeggera come avevi previsto, poca roba, però roba. anche roba. adesso Sabato vedo un è po' stato di bruttino da voi, sabato perturbazio, mattina, mi vedo un po' pare, di soprattutto. perturbazio in quella cartina della Sardegna lì proprio su Cagliari. Allora, guarda, esatto, le nuvole sono proprio nel sud della Sardegna. Guarda te, sembra dove ci sia tu, il tempo sia sempre brutto, ma è casuale, casuale. Allora stamattina, Invece- scusa, per la registrazione della scalinata, della gradinata sport, cioè, pioverà, la gradinata nevicherà, io tra fulmini, poco. saette. È Giove. No, ma tu scherzi, dove abbiamo il nostro presidente, basta, lì c'è sempre bello, quindi alla Grazie, fine un po' grazie, di nuvole ci saranno, grazie, ma Paolo. niente fulmine saette, promesso, garantito. Ha ragione. Invece per la settimana partiamo da oggi, Allora capiamo guarda, un po'. partiamo da oggi. Ho poca roba da dirvi, perché oggi abbiamo detto qualche nuvola che insisterà nel sud della Sardegna, ma in realtà diventano sempre più piccole queste nuvole col passare delle ore. Poi tutti i giorni saranno belli, allora abbiamo messo giusto l'ultimo giorno della settimana, il venerdì, per farvi vedere che ancora la situazione sarà buona. Non succede nulla, solo mercoledì possiamo vedere arriverà un po' di vento da nord. Questa cartina colorata, in realtà magari voi non lo distinguete, ma ci sono delle freccette dall'alto verso il basso, vuol dire un po' di vento da nord, e quindi a metà settimana le temperature un pochettino diminuiranno. Ma Perfetto. veramente poca roba, Non ci E sbilanciamo per quello che sarà il weekend atteso dai sardi, sì. per la scampagnata fuori porta, per tutto quello che è la Pasqua ovviamente, perché c'è l'appuntamento di venerdì, non andiamo a inoltrarci in quei territori, però qua lo dico, qua lo nego, più bello che brutto, basta, non dico vabbè, altro. basta. bene. Approfondiremo venerdì Bene, mattina. venerdì. Grazie a Paolo Corazzone, a Grazie. trebimeteo.com. Ciao, buona settimana. Grazie Paolo. Ciao Grazie, Paolo, buona Paolone. settimana. Ciao. E allora anche per andare in bicicletta non c'è problema, c'è il tempo che assiste, perché andare in bicicletta con la pioggia, nonostante tutto, poi soprattutto se lo fai amatorialmente così per fare un giro per la città diventa scomodo, no? Sì, però ormai Si va in ci bici in con tutte si le può andare in previsioni. bici, basta vederlo che nei paesi nordici dove piove Sì, spesso è continuamente vero. ci sono percentuali di utilizzo della bici che sono elevatissime rispetto ai nostri. Parliamo di utilizzo della bicicletta anche con un motivo legato alla salute, cioè nel senso andare in bicicletta fa bene anche per quanto riguarda proprio il nostro fisico e la nostra integrità da un punto di vista proprio della salute corporea. Sì, guarda, ormai noi abbiamo fatto diversi convegni, ma sono degli studi fatti a livello internazionale, Degli mondiale. stupidi, è uscito degli stupidi. No, studi. Degli studi. No, sono degli stupidi, degli studi. quelli che non vanno in bicicletta. Ecco. No. Non offendiamo nessuno. Poi ci No, mancherebbe. no. Fare apprezzamenti. Sono degli studi fatti veramente a livello mondiale, dove proprio il benessere della mobilità in senso generale, quindi sia della pedonalità e sia della ciclabilità, cioè veramente dove oggi uno dei problemi maggiori e purtroppo anche causa di molte morti sono l'obesità, il fatto della non mobilità E si può delle partire persone. fin da piccolini ad andare in bicicletta, Si così può- facciamo vedere anche delle immagini che sono legate, mentre parliamo, sono legate Poi ti faccio appunto una domanda a pedalate insidiosa. di piccoli fanciulli. Sì, Faccio infatti- dopo una domanda insidiosa. Ecco, noi proprio a seguito di questo abbiamo voluto a Cagliari, anche in occasione della nostra apertura della nostra nuova sede, che è in via Bacelli 7 a Cagliari, avevamo uno spazio abbastanza grande, anche perché chiaramente non potevamo sostenere costi elevati anche di affitto, perché purtroppo siamo una onlus, e abbiamo costituito un sodalizio proprio con 2 altre associazioni a livello nazionale, ma che hanno la sede a Cagliari regionale, proprio per quanto riguarda questo sodalizio di mobilità e salute, che è quanto sta avvenendo ormai, dicevo prima, a livello mondiale, ma che anche la sanità sta indirizzando proprio in termini di nuova prevenzione, perché veramente riuscendo a favorire questo vorrebbe dire, ma immaginate, veramente milioni di risparmi per quanto riguarda poi il sistema sanitario nazionale, Sì, perché sicuramente moltissime da un delle punto di vista cause sono proprio dovute a dell'inquinamento- questo. Da un punto di vista dell'inquinamento usare la bicicletta aiuterebbe, no? Ma non solo di inquinamento, da un stiamo punto di parlando di vista proprio della benessere, salute. benessere fisico della persona. certo. La domanda insidiosa è questa, come io seguo molte- Insidiosa però, insidiosa, per esempio la Fiat, te lo dico, nel passato aveva contrastato tutti
tutta una serie di richieste che camminavano in questa Perché non direzione. hanno ancora inventato la bicicletta della Fiat. La domanda è così: pensa che ancora voglia condizionare il governo sull'uso della bicicletta? Che le deve vendere in macchina? Questo è il problema. No, ti dirò che il governo... Il passato aveva il creato governo, un specialmente quello precedente, ma anche questo. Abbiamo anche un Presidente del Consiglio che normalmente si fa vedere molto in bici o lo utilizza molto. E quindi questo è un qualcosa l'altro che l'altro è la moto. no, anche l'altro. Comunque L'altro chi è? Letta. Letta, certo. E Sì, Berlusconi invece come andava in giro? Beh, Scusate? vabbè, lui per mille ragioni No. doveva Con la bene. Ford, vabbè. con la Ford, vabbè. anche perché c'è poi Per 1000 mille persone ragioni. dietro, sarebbe un problema poi. E quindi comunque c'è questa disponibilità, questa sensibilità maggiore. Anzi, noi a livello di FIAB stiamo portando avanti una serie di iniziative con l'ANCI, che è chiaramente l'Associazione Nazionale dei Comuni, dove proprio si sta studiando e si dovrebbe anche a breve portare anche tutta una serie di modifiche del codice della strada, dove quindi proprio saranno proprio per favorire una nuova mobilità ciclabile e diciamo mobilità sostenibile, quindi anche pedonale, quindi anche dei trasporti pubblici nelle nostre città italiane. Bene, facciamo vedere un filmato che vi riguarda e così io saluto il Presidente Mameli che ci deve lasciare qualche minuto prima perché c'è la gradinata, io vi saluto, aspetta un bel lunedì di passione, anche in quel caso per parlare del Cagliari, sì. ne ha già fatto chiacchiera questa mattina, ma questa sera alle 21 su Sardegna 1 c'è con Gennaro Longobardi, il Presidente Mameli e anche Ignazio Cadeo appunto la gradinata sport. Mandiamo le immagini e ringraziamo il Presidente Mameli che troveremo domani. Domani alle 8 sono sempre qui. Bravo, purtroppo sì. Sì, che purtroppo. È una gioia. il risultato. Immagini, a tra Grazie, poco. ciao. Ciao. Molte grazie! 20 centesimi, 20 chilometri. Grazie! L'acqua sicuramente è meglio per quanto riguarda il carburante di chi ovviamente va in bicicletta. Questo è un piccolo spot, no? O perlomeno un messaggio, piccolo spot nel senso un messaggio promozionale per aiutare e dire guardate, andare in bicicletta è molto meglio che mettere poi fare gasolio o benzina a una macchina, no? Sì, è uno dei motivi che chiaramente sta portando anche a un incremento dell'utilizzo maggiore da parte sia dei mezzi pubblici, sia per quanto riguarda la pedonalità, sia per quanto riguarda anche la Ci ciclabilità. sono iniziative in questo periodo prossimo che coinvolgono Città Ciclabile e gli amici della bicicletta legati a Città Ciclabile? Sì, quelli non mancano mai. Noi ne abbiamo ormai due che sono diciamo Fisse. istituzionali, fissi, che sono il mercoledì sera, perché anche per far vedere che in città si può andare specialmente anche la sera in bicicletta, e sono il nostro sempre bici pizza nel periodo invernale, poi nel periodo estivo lo adeguiamo, lo facciamo Bici diventare gelato. bici gelato. Per forza. Poi abbiamo le nostre uscite settimanali da domenica, che andiamo sia in città nell'area vasta, sia per quanto riguarda poi dei percorsi all'esterno. quindi anche- Informarsi poi su internet viene facile, no? Il sito di Città Ciclabile uno lo consulta e vede un po' tutte le iniziative. Sì, ci sono tutti i nostri appuntamenti. Virgilio, tanto ci terremo in contatto, no? E quindi questa doppia mandata con tutti gli amici che amano pedalare la continuiamo, la proseguiamo e la proseguiremo anche durante l'estate. Qualsiasi cosa, siamo qua aperti al mondo della bicicletta, delle due ruote sostenibili. Possiamo No. dire così. Io ti ringrazio nel frattempo, hai qualcosa da aggiungere? No, in chiusura? io ringrazio voi veramente perché c'è bisogno di parlarne maggiormente. Ecco, se voi ci date una mano, senz'altro favoriremo il cambio culturale anche della nostra città cagliaritana, che diventerà una città europea e non... È chiaro, capitale della cultura anche sotto questo profilo, Certo, speriamo. certo, Va anzi. bene. Allora, noi prima di andare a salutarci, vediamo l'ultima clip di saluti che abbiamo ovviamente confezionato per voi e che voi al 391 414 2741 ci spedite attraverso i WhatsApp, video, foto piuttosto che messaggi. Sì, vi do uno scoop. Gennaro Longobardi è senza cappello. Incredibile. Ciao. Vai Billo. Billo è il cane. Ciao.
Non lo sapevo che fosse Gennaro, fantastico. Gennaro Longobardi senza cappello è un evento atmosferico, nel senso che cambia completamente anche da un punto di vista dell'abbaglio, del bagliore, la concezione, cioè riflette un po' di più. Va bene, abbiamo finito così questa prima puntata della settimana santa, ci rivediamo domani mattina qui, puntuali alle 8 su Sardegna 1 con i duo di Venturi. Ripeto, se vi siete persi qualcosa, la replica alle 21 su Sardegna 3 e all'1 di notte su Sardegna 1. Grazie a Stefano Perra, Gigi Perra e DJ Fabietto in regia, puntuali domani e come sempre buon lunedì a tutti, ciao!